Amici di Cantiamo Napoli, un altro bel momento musicale, un'altra bella presenza, un'altra bella voce e parliamo del, insomma, qualcuno l'ha definita l'ugola d'oro della canzone napoletana femminile, veramente. Grazie. La nostra amica Emiliana Cantone, c'è Emiliana? Buonasera, buongiorno a seconda di a quando che ci ora guardate, vedete. sì. Come Beh, stai? io sto bene, sono molto felice in questo periodo, ma anche di essere qua. Ti vedo in forma smagliante, pimpante come sempre, insomma. Grazie. Bella, lo sguardo sempre vivo, come insomma la vera Sono Emiliana. partecipe, Sì, sono sì, partecipe. Meno male, meno male. Cioè nel senso vivo di solarità, insomma, Sì, perché sì, sei sì, una sì. ragazza solare. Ti ringrazio. Allora. Beh, merito di questo, Sì, che è veramente uscito da qualche settimana, è il mio nuovo album che si intitola Sono Mia, e abbiamo fatto ascoltare una canzone dolcissima che si intitola Sim Sempre Stess, e io colgo l'occasione di salutare tutto lo staff di Cantiamo Napoli, al Signor Scuola, insomma, e lo staff che lavora. Certo. Io sono onoratissima, ovviamente magari se le altre volte sono mancate perché non avevo un prodotto da poter pubblicizzare, oggi sono felice di essere qui e di partecipare insieme agli altri. ecco, questo insomma, è il nostro piacere averti come ospite nella nostra famiglia, insomma, Grazie. perché tu fai parte della famiglia di Cantiamo Napoli. Certo, E quindi per questo 2013 c'è questa la promozione di questo tuo Sì. nuovo lavoro discografico, insomma, a Cacciataville, perché Emiliana Beh. Cantone è il nome e una garanzia, voglio dire. Ma poi anche perché insomma è un modo per far circolare la musica napoletana, ma anche dare la possibilità agli artisti di lavorare sempre lavorare per sempre loro. più. Ok, lo vuoi dedicare a qualcuno questo disco in particolare? Cantiamo Napoli! Questo magari lo diciamo dopo quando salutiamo. Io dedico questo lavoro discografico alla mia famiglia principalmente, perché ovviamente è quella che mi sostiene al di là, ma non perché conta su di me, sai, non ho una famiglia molto fanatica e poco lucida perché sono la figlia, sono la parente e mi esalta, però ho una famiglia di sani principi, insomma, che mi indirizza bene, e poi ovviamente se ho realizzato questo settimo album è merito del mio pubblico che aumenta sempre e che mi sostiene abbastanza, quindi ringrazio loro e lo dedico veramente a loro. Quindi questo è il riscontro delle parole che io ho detto prima quando abbiamo iniziato l'intervista. Insomma, la tua bravura, la tua, insomma, ecco, la tua grande professionalità. Ormai ci conosciamo da tempo, quindi infatti. speriamo di Sì, ritrovarci sì, a anche Cantiamo Napoli il secondo decennio. Magari, va bene così, va bene così. Allora, da parte di Lello Fioretti e da parte di Emiliana Cantore è tutta. Vi auguriamo ancora un felice 2013 e Certo, insieme a un buon lei anno. io vi dico Ecco. Cantiamo Napoli. Mi sembrava tutto un gioco, ma che sta storia tanto tempo fa è cresciuta e ci fa vivere come una favola incantata. Non sapevo manco come si fa, io tu che tanta cosa mi imparava, e quando la tempesta insieme a te mi saputo superare. Soltanto anni che non è mai cagnato, siamo sempre stessi che l'innamorati, che si sentono sicuri, uno rende braccia nate. Tu sei la vita mia, tu sei il cuore mio, con te voglio vivere. Quando ci stai tu, mi senti sicura e non tengo paura più. Tu mi sai pigliare, mi sei appuntato, mi sai fare vincere. Tu mi sai abbracciare, mi sai accarezzare, mi fai sentire femmina con te. Con l'amore non si va a pazziare, che se noi non l'abbiamo mai saputo fare, ce l'abbiamo cresciuto con passione e molle che le vanno. Sono tanti anni che sto non è mai cagnato, stiamo sempre accorti ogni particolare, perché pure molle che le qua diventa